Toscano. Il bicchiere, anzi i bacini idrici in Sardegna sono mezzo vuoti e non per fare i pessimisti. Il livello di riempimento in media è sotto al 45%, ma ci sono situazioni d'allarme rosso come la Nurra, il Logudoro e il Sulcis. Il Bidighinzu, in provincia di Sassari, più che un lago sembra un acquitrino. Il lago Lerno vicino a Pattada è ai suoi minimi storici, così come quello di Posada, ed è a secco anche Punta Gernarta nel Sulcis Iglesiente. Tra pochi mesi comincerà la stagione di irrigazione dei campi e ancora non si sa quanta acqua sarà a disposizione dei consorzi. La priorità ovviamente è fornire l'acqua potabile per l'uso civile. 2 giorni fa ad Abasanta si sono riuniti gli Stati Generali dell'Acqua in Sardegna. Obiettivo: mettere a punto una strategia condivisa e sostenibile. Con i cambiamenti climatici, infatti, le emergenze saranno sempre più frequenti. Ci vuole quindi un piano di investimenti per le infrastrutture e il taglio degli sprechi. Le perdite che in Sardegna raggiungono dei picchi molto elevati devono essere per quanto possibile ridotte. Questo significa intervenire sulle infrastrutture, ma anche intervenire su la gestione delle reti. Le interconnessioni tra i vari sistemi sono sicuramente un secondo aspetto estremamente importante per affrontare le emergenze. Nel 2017 la Regione ha stanziato 80 milioni di euro per il sistema idrico, 50 milioni per aumentare la capienza dei bacini e per le interconnessioni tra gli invasi, il resto per le reti di irrigazione dei campi e il recupero delle acque reflue per l'agricoltura. È necessaria una programmazione. Il consiglio è quello ovviamente di cercare di sviluppare queste opere, cantierarle, come abbiamo detto, nel più breve tempo possibile. La scarsità di risorse idriche peggiora anche la qualità dell'acqua che esce dai rubinetti. Per esempio nel Bidighinzu le pompe hanno cominciato a pescare dal fondo acqua piena di fango e metalli pesanti, costringendo i depuratori a fare il doppio lavoro. Il quadro generale della non potabilità dell'acqua nell'isola in realtà sta migliorando. A parte casi gravi come quello di Tempio, Abano ha risolto situazioni croniche di Porto Torres e di Musei. A Sassari, dopo tantissimi disagi dovuti anche agli interventi sulla rete idrica, gli episodi di non potabilità si sono ridotti ad alcuni quartieri, soprattutto nelle frazioni. E a Bugerru, dove da anni l'acqua è fuori legge per l'eccesso di piombo, è finalmente partita la gara d'appalto per i filtri del depuratore, che entro l'estate dovrebbe risolvere il problema.